Forse è anche la parola gratuito che sta portando sin dall'esordio tantissimi cittadini qui al punto della Croce Rossa italiana per fare il tampone rapido. Sindaco Truzzu. Io penso che sia un'opportunità in più che viene fornita ai cittadini cagliaritani e non solo a tutti quelli che ovviamente arrivano in città, a tutti quelli che frequentano la città. Per questo ringraziamo la Croce Rossa, perché dà la possibilità tutti i giorni dalle 10 alle 16 di poter fare questo tampone gratuito. Quindi significa aumentare la sicurezza di tutti i cittadini, e il mio grazie di cuore va alla Croce Rossa e a tutti i volontari che hanno permesso che oggi parta a Cagliari questo importante progetto. Lei da sindaco lancia un appello ai cagliaritani: venite qui a fare il tampone. Chiunque pensa di averne la necessità lo può fare, perché può fare un tampone, come ho detto prima, gratis, senza necessità di prescrizione clinica, e quindi questo aumenta la sicurezza dei cittadini, ma aumenta anche la sicurezza della città e dell'intera isola. Dati su Cagliari ottimi per quanto riguarda il Covid, o quasi. Siamo in continua discesa, i numeri di questa settimana sono stati i numeri bassi dei nuovi ingressi, siamo sotto i 300 positivi ormai, stanno diminuendo anche i ricoverati, che sono una sessantina. Quello che ormai emerge è che sono sempre più le persone che prendono il Covid e hanno sintomi lievi, probabilmente anche in virtù della campagna vaccinale, che la diffusione sta sempre più scendendo, e quindi questo ci fa essere un po' più tranquilli, ma non significa un liberi tutti, sempre con attenzione, mantenere sempre le precauzioni e continuare questo percorso per il ritorno alla vita normale. In ultimo, sindaco Truzzu, lei ha chiesto l'abolizione del coprifuoco, non uno slittamento, proprio leviamolo. Io sono convinto che siano tutte soluzioni che in questa fase non aiutino, non semplificano, sono delle inutili restrizioni che impediscono tra l'altro a chi ha delle attività di poter lavorare. Oggi la nostra preoccupazione principale deve essere la ripresa dell'economia, la ripresa del lavoro. Non possiamo continuare a dire alle persone che vogliono lavorare che non devono lavorare.